Mister, oggi il Tavagnacco è uscito senza punti, però ci ha provato fino all'ultimo. È una costante di questa stagione, ci proviamo, però purtroppo le cose non vanno come vorremmo. Per quanto riguarda la condotta di gara delle tue ragazze, che cosa potresti appuntare? Ma purtroppo abbiamo dei cali inaspettati, dai quali poi nascono delle disattenzioni, come il secondo tempo, i primi minuti regalati, in cui abbiamo preso il gol dell'1-0, e poi di colpo però rinasciamo. Quindi purtroppo questa è una costante in questa stagione che ci costa punti, tanti punti. La corsa a salvezza si è complicata, però il Tavagnacco ha il dovere di crederci. Sì, il dovere ce l'abbiamo per noi stessi e poi in fin dei conti siamo lì. Meglio nel secondo tempo oggi rispetto al primo la tua squadra, questa può essere comunque un'indicazione confortante per te? Allora, sono d'accordo in parte, nel senso che comunque il primo tempo abbiamo controllato bene, abbiamo fatto la partita che volevamo fare e secondo me potevamo essere anche più pericolose, abbiamo avuto delle situazioni che potevamo gestire meglio. Il secondo tempo è chiaro che c'è stata una svolta, una volta preso il gol, che chiaramente è data dal momento difficile. Questa reazione mi piace, però non dobbiamo svegliarci prima. Grazie. Elisa, oggi il Tavagnacco non ha trovato un risultato positivo, secondo te qual è la lettura sintetica della partita? Ma sicuramente l'abbiamo studiata bene in settimana e il primo tempo si è visto perché comunque abbiamo concesso poco e sulle ripartenze in alcuni tratti siamo anche state pericolose. Secondo tempo si prende gol dopo 5 minuti e ovviamente un po' ti taglia le gambe, però ci abbiamo provato. È ancora troppo poco evidentemente per questo campionato, bisogna dare di più e concedere molto meno. Siete rimasti aggrappate alla partita fino agli ultimissimi minuti perché il 2-0 è arrivato nel recupero. Sì, esatto, cioè sull'1-0 comunque ci abbiamo provato, però forse troppe imperfezioni, troppi errori di passaggio, non ci siamo trovate e quindi questo poi non ti fa vincere le partite. C'è stata una fase nel secondo tempo, direi la fase centrale, in cui il Tavagnacco è riemerso, ha anche avvicinato l'1-1, c'è stata una grande parata di Limardi. Sì, come ho detto appunto ci abbiamo provato, abbiamo spinto di più rispetto al primo tempo, comunque vai sotto 1-0, devi fare il tutto per tutto, nel senso in queste partite si sa qual era la posta in gioco, quindi ci abbiamo provato, però ripeto è ancora troppo poco. Grazie. A posto? Sì, a posto, Grazie mille. Martina, 3 punti preziosi oggi, ma che andavano protetti, il tuo gol in questo senso è stato fondamentale. Sì, il mio obiettivo principale da subentrata era quello sicuramente di proteggere il risultato ma anche di portarlo a sicuro e quindi l'obiettivo era sicuramente quello. Il tuo secondo gol stagionale è stato lungamente celebrato, secondo te oggi la San Marino Academy quando avrebbe dovuto uccidere la partita? Ma sicuramente nel primo tempo dovevamo fare di più, non abbiamo creato tanto. Però dovevamo essere più coraggiosi e prendere una scelta più incisiva, più coraggiosa, di provare la giocata, di fare qualche scambio veloce in attacco, di provare a fare di più per appunto creare occasioni importanti, perché alla fine del primo tempo non abbiamo avuto grandissime occasioni. Che sapore ha la prima vittoria casalinga di quest'anno? Un gran sapore, dato che era lungamente cercata tanto tempo, ci serviva e sicuramente vincere in casa è un passo avanti che ci deve dare una mano sia mentalmente e ovviamente ci dà una mano a livello di classifica, però è un piccolo passo e bisogna continuare in questa maniera. Grazie. Mister, oggi la San Marino Academy ha trovato una vittoria che cercava da tempo, da tutto il 2024, anche da parte del 2023, ma soprattutto in casa la cercava dall'inizio della stagione. Sì, soprattutto in casa era un mattone che mancava, no? E per costruire qualcosa di importante in una stagione calcistica in genere i punti che si fanno in casa sono fondamentali. Quindi finalmente abbiamo tolto lo 0 da questa casella stagionale
sono contento anche per la gente che viene tutte le domeniche a vederci a San Marino, che ancora non aveva visto una vittoria, e quindi sono prima di tutto contento e soddisfatto per loro, per regalare 3 punti a loro, alle ragazze lo stesso, perché sono settimane che ci diciamo, no, che si vedono cose buone anche dietro le sconfitte, però sono consapevole che per un giocatore c'è bisogno anche di avere il conforto dei 3 punti, perché per quanto un allenatore possa essere onesto, lucido nel vedere i progressi, però poi per un giocatore serve la sostanza, serve capire che il campo ti dice che quello che stai facendo è positivo, quindi oggi arrivano i 3 punti e ci permettono di stare agganciati a Pavia, che oggi ha imbeccato un passo falso, e stare al passo di Cuneo, che ha fatto un risultato importante, e quindi bisogna correre. È un passo che abbiamo fatto oggi, però tanti ancora sono da fare. Per poter levare il grido di esultanza al cielo c'è stato anche da stringere i denti, troppo a tuo parere? Sì, troppo, nel rispetto assoluto dell'avversario, troppo per quelli che sono i nostri principi di gioco, perché oggi c'erano tutte le premesse e anche poi le circostanze durante il gioco per essere un po' più padroni dei tempi, degli spazi. Invece siamo andati troppo in difficoltà per quanto riguarda i miei gusti, diciamo, e quindi dobbiamo migliorare assolutamente dal punto di vista della personalità e nella gestione della partita, perché non è pensabile, ecco, rischiare tanto in certe circostanze come oggi. Adesso si profila all'orizzonte una sfida che per te ha un sapore particolare. Sì, una sfida sempre particolare quando incontri il tuo passato, no? Ancora di più quando è stato bello, perché ci siamo già detti altre volte che sono state 2 stagioni molto belle, però io devo salvare San Marino e cercare di farlo anche nel miglior modo possibile. Ho detto proprio oggi alle ragazze che stanno un po' tirando troppo la corda per quelle che sono le mie coronarie, per cui vorrei raggiungere un obiettivo con un margine di serenità più consono. Ecco, andiamo a giocare contro una squadra che sta facendo punti, ha vinto anche oggi se non sbaglio, che ha dei valori, che ha delle giocatrici valide, giovani ma di qualità, che cambia anche spesso la maniera di giocare, per cui sarà un risultato difficile, ma dobbiamo pensare di andare là e poterlo fare. Grazie.